Aspetta. Ciao Nello, ciao Luciano. Ciao Arturo, ciao Giulio. Stiamo per sballare un altro po' di vinili, eh. Ciao Daniele Sandyfly, grandissimo. Sandrini. Ciao Daniele. Ciao Giuseppe. Eccoci. Ci abbiamo pacco 2 di 4 dei 160 vinili. Ciao Rafael. Adesso do il Giulio, do il cellulare a mia moglie e cominciamo a sballare questi. Ciao Paola. Ciao Paola. Salve a tutti. Niente, sempre Ci abbiamo. Strano Ma il come mio. mai sto cellulare su... Pure c'è sta la luce, cioè non è che d'altronde non ne posso accendere, quindi sono automatiche. Eccoci qui, un altro bel pacco di vinili. Come vedete l'imballo è perfetto, e qui c'è scritto chi l'ha imballati, quindi io non dico più niente se non ricordarvi il sito che è www.discogs.com/user/vendomusica. Affidatevi al buon Fabio Caria, che lui è il top del top per quanto riguarda vinili. Ha un sacco di scelta e oltre ad avere un sacco di scelta mette tanta cura nell'imballaggio, insomma garanzia di qualità, quindi ce ne sono tanti su Disco GS, però io se devo consigliare, poi si parla bene con Fabio, se uno gli dice mettimi da parte i dischi se li tiene da parte, insomma è un grande. Chissà se si collegherà perché c'aveva parecchio da fare, oggi sono arrivati un sacco di vinili nuovi, tanto lui riuscirà a venderli prima di stasera, io prima di stasera non avrò tempo. A proposito vi dico già che ci sarà una sorpresa per quanto riguarda le Golden Memory domani, quindi continuate a seguirmi su www.mixcloud.com/Renato De Vita, perché domani per quanto riguarda le Golden Memory ci sarà una bellissima sorpresa, ok? Allora, questa è plastica, la smaltiamo insieme alla plastica, ok? Pacco 2 di 4 e andiamo avanti. Allora, Gioetti Vannelli, addirittura. Aspetta, sto cercando un punto di luminosità. Ecco, dall'alto si vede bene. E allora fai dall'altro. Vabbè. Gioetti Vannelli Project featuring Filippo Night Bash. Allora, Gioetti Vannelli del 2002, disco perfetto, non so se potete da questo lato, sì, eccolo qui, disco perfetto 2002, Gioetti Vannelli Night Bash. Allora, ecco, questo è un promo, non sapremo mai, a meno che non lo mettiamo, cosa c'è qui dentro. Promo. Non muove troppo, se no faccio l'imbardimare a tutti. Promo. Di qua stessa cosa. Promo. La pubblicità della Fininvest. Promo. Vista che è dell'epoca Fininvest. Non Mediaset, Fininvest. Si è collegato qualcun altro che salutiamo? Sì, Renato Bultrera e Giordano La Notte. Ciao Giordano, ciao Renato. Tu
to the Night, la fortezza, Fortezza. questo distribuzione Flying dai. Records, Dai, il ciclone. c'è il prezzo in lire, 13.000 lire. Stavo cercando una data come faccio sempre, qui non la riesco a trovare, forse sul disco, così vediamo, il disco sta abbastanza bene. 1997, eccoci qua, la Fortezza. Disco d'epoca. Andiamo avanti. Frederick Stark, Lungin, Frederick Stark, giro, Vabbè, non so se si vede, ma sempre uguale. perché no, ci stanno diversi mix. Qua c'è il Funk Pass Mix e qui Tea Time Mix, e di qua c'è Long Green e Hustle. Comunque qua c'è scritto solo Breakout DJ Service, chi ha fornito questo disco, però White Label. Questi ci divertiremo a capire che cosa c'è qui dentro. Queste sono le White Label che, come già raccontavo, davano quasi in omaggio ai negozi di dischi, e i dischi sbrigavano a levarseli perché, non potendoli vendere, gli serviva proprio di fare spazio, e quindi li regalavano a chi capitava lì quando glieli avevano dati. Donna Rogue Mock. Ok, giriamo. 2005, qui avevo proprio già smesso da parecchio. 2005, già quasi 10 anni dipendente Ericsson, cioè non diretto Ericsson, ma che lavorava in Ericsson. Un altro White Label, qua sempre di disco più, White Label sia da una parte sia dall'altra. Allora, facciamo una cosa, i White Label mettiamoli insieme, così. Questo pure era una White Label con scritto promo. UMM, Underground Music Movement, Never Again, questo mi pare che non ce l'ho, The Groove Master. Never Again, questo dovrebbe essere di 96. Sì, questa la conosco, quindi The Groove Master, Never Again. Faccio questo, lo tengo un po' più su, in modo che così i promo li mettiamo tutti insieme. Questa la conosco, vabbè. Allora, ATGOC, Tast Sublime, ATGOC. ATGOC, questo è un altro disco, vediamo di che anno è. 33 giri. Perché non ci scrivono gli anni? 2002. 2002. Andiamo avanti. Questo è un altro White Label. Però c'è scritto. C'è scritto Van Larsen. La Mikasa. Questo non ce l'ho. La Mikasa, Van Larsen. Comunque lo mettiamo qui, perché questo può darsi pure che c'è altra roba sopra. Lo mettiamo qui sotto. Ann Lee, So Deep. Questo costava 9.000 lire, 4,65 € all'epoca. Paola, crede qualcuno alla fine sicuramente lo metterà. Che cosa? Chiede Paola quando ce li fai sentire. Sì, qualcuno senz'altro, sì. Adesso li sfogliamo tutti, poi qualcuno lo sentiamo, senz'altro. A me piace vedere pure di che anni sono. 2000. No, qui 200, qui 1996 questo. 1996. Ann Lee, So Deep. Si è collegata Alessandra. Alessandra, ciao Alessandra. Qui Manchiamo tanto Alessandra, un po' sta senza di noi. World Music Afro. Vero Ale? Volume 1. Questa sarà afroamericana. Musica un po' tribale. Comunque sempre musica, a me poi sono un patito di tutti i generi musicali, quindi
Poi per questi c'ho tutta un'idea che dovremo metterli, sentirli, tutte le versioni, tutto quanto, lasciando stare mix, i remixi, tutte, cioè i mixaggi tra uno e l'altro, ce li sentiamo. Per esempio ecco questa, The Bass Boys Metamorphic Allegory. Qui ci stanno 3 versioni, una al lato A e 2 al lato B. E ce le sentiamo tutti. The Bass Boys. E qui c'è il titolo. Non so se riesce a mettere a fuoco il cellulare, sì. È quello di mia moglie, quindi nuovo. Si spera che riesca a mettere a fuoco. È il mio cellulare, mette a fuoco tutto. E me l'ha comprato adesso, speriamo che funzioni bene. Io mi sono preso Finché non quello mi vecchio casca. suo. Io quello suo Funziona vecchio me lo tutto sono bene. preso io perché il mio purtroppo c'è il touch che non funziona più da quando mia figlia me l'ha fatto cadere, se no io mi tenevo il mio, Two for Joy. In a state. Ma addirittura per non chiamare il lato B, diversi dischi ce l'hanno, me lo ricordo, A e AA, per non chiamare il lato B. Lato A e lato AA. E qui stiamo parlando del 1990, tanti anni fa. Già, in a state. Sto mettendo tutti bene, sì. Ciao Moon. Luigi. My Heart Will Go On dalla musica del Titanic, questo mi sa che già ce l'ho. Però io, come avete visto, vi ho fatto nell'ultima diretta che ho fatto dal salone, che ho usato pullover, c'ho 2 dischi uguali, mi ci diverto io con 2 dischi uguali. Questo è My Heart Will Go On dalla colonna sonora del Titanic, l'avevo proprio preso poco tempo fa. E vabbè, questo è doppio, ma diciamo che è il primo che mi ricordo. Questo era un bel mix della colonna sonora. Allora, Skiloo Holding On. Sto cercando di capire. 1995. Skiloo Holding On. Questo è il lato B. In sottofondo la musica di Terminator 2. Serious Rope featuring Sharon D. Clarke. Luigi, quando avrà finito di mettere a posto la sala hobby con tutti i dischi, perché adesso sta in fase di lavorazione, un po' fa più dirette, diciamo con mix. Adesso ho tutto smontato, il mio mixer nuovo che mi è stato regalato per il compleanno è imballato, così come tutti gli accessori. Anche perché sennò doveva sempre improvvisare. No, basta. Questo è You Make Me Happy, Sharon D. Clarke. E questo è Happiness. Bello. Questo è... Allora, Do You Really Want to Hurt Me? Shortcut, Do You Really Want to Hurt Me? Original version, Ferrante Extended Mix. Questo pure sarà 97, costava 15.000 lire. Un bel taglio dei capelli. Ce ne sono 4 versioni, eccole qua. 15 minuti. Bei tempi. RC. Già, bei tempi. Erano gli anni 90, io... Ecco. Questa passione mi è ripresa ultimamente perché tutti i miei dischi, come sapete, abbandonati giù. Tra l'altro voglio approfittare qualche secondo per raccontarvi un aneddoto che a me mi ha lasciato molto colpito. Io ho lavorato in Ericsson tanti anni, ho gestito una marea di server, quindi sia la messa in esercizio, la dismissione, il fatto che mi hanno detto di buttarla in discarica, e sono rimasto molto colpito da una cosa. Diciamo, io per esempio i giradischi 1210 li avevo pagati parecchio all'epoca perché costavano, e i DJ erano pochi, diciamo, li compravano soprattutto le discoteche e hanno mantenuto il loro valore. Adesso circa ci vogliono 650 euro, quindi esattamente all'epoca costavano 1,5 milioni, hanno mantenuto il prezzo. E così pure i dischi, diversamente dai server che con 1,5 milioni di lire ci compravi solo una scheda, una RAM, costavano uno sproposito i pezzi per questi server, però quelli sono andati a valore zero.
cioè mi tocca quasi pagare per mandarli in discarica. Io mo piano piano farò venire la nettezza urbana, glieli metterò tutti qua fuori, perché ho dei server che avevo pensato mi potranno essere utili, ma consumano talmente tanta corrente e sono talmente tanto obsoleti che non hanno valore in alcun modo. Mentre invece ecco, tutto quello che c'ha a che vedere con la musica, anche gli amplificatori, le casse e quant'altro, hanno mantenuto il valore nel tempo. E quindi ecco che io ho riscoperto diciamo, la musica, l'affetto per la musica, che ha mantenuto il valore nel tempo. Sono contento di questa cosa. Allora, Questo che vi sto facendo aspetta, vedere. allora Luigi ci dice, chiama che quando in un attimo viene da noi a aiutarci a mettere a posto. Sì, E Luigi, te conviene, fidate. non ti conviene proprio, guarda, Devi chiudere il negozio per riuscire a fare una cosa del genere. 1990. E poi Daniele Lurenzi dice, ma questo cappellino mi è familiare. Già. Ah, perché è The Goody Music? Lui lavora da Goody Music, per esempio? Perché io faccio parecchia pubblicità a Goody Music, che è un negozio per DJ che è sito a Roma, località Piazza del Popolo. È bellissimo, ho fatto tutto un reportage fotografico, lo trovate sul mio profilo. Andate negli album, troverete tutte le foto che ho fatto, perché Goody Music ci sono tornato dopo 20 anni e mi ha fatto tanto piacere. Quindi hanno ancora i vinili, ma soprattutto hanno un sacco di console, fanno anche corsi per DJ, quindi se avete un figlio, qualcuno che si vuole avvicinare al DJing, andate a chiedere informazioni o telefonate, e www.goodymusic.it c'è tutto, il sito è fatto benissimo, loro vendono anche online. Questo è un altro disco, 45 rpm, mi sto dilungando troppo parlando. Di vuoto quindi... featuring Lisa. Sì, questo è, sì. You Break My Heart. You Break My Heart. Il vuoto featuring Lisa, volevo vedere di quando era, ma lasciamo stare perché sennò ci dilunghiamo troppo. Bello pure questo. Poppers Present Aura, Have a Little Time. Bello. Questo pure mi pare di ricordarmelo, perché poi io non è che ho smesso di sentire la musica, perché la sentivo lo stesso, ho solo smesso di comprare vinili e di fare il DJ, insomma, però la musica l'ho sempre seguita, dovunque, comunque e in qualsiasi caso. 1997, Every Little Time, Poppers Present Aura. 1997. All Night All Right, Peter André. All Night All Right, 1997. Ciao Luca. Chi è Luca chi? Luca Serra. Ah, Luca, ciao Luca. Stiamo facendo incredibile! Un po' di unboxing. Ma adesso si può dire che lui è oppure no, ancora un segreto? Si può dire, lo sanno tutti che ha sparato i fuochi artificiali. Penso che se ne sono accorti tutti che si deve sposare. Se ne sono accorti tutti, vabbè. È il prossimo. Si è carcerato da solo, vabbè. Luca, te sei carcerato? La pizzeria è aperta quando vuoi, io arrivo. Quando arrivo, Organic Audio. Ma vedi che hanno messo qua? Guarda che mi ha messo. Questo mi sa che me lo ricordo. Cioè, questa è tutta una compilation. Keep Fit and Dance. Yeah. Fai gli esercizi a casa? Non ci credo. C'è pure sì il poster. Vedi? Il poster con gli esercizi. Sì, vabbè, questo è gigantesco sto poster. Ma questo, come ho detto, vedi, ci stanno tante canzoni, la Tobi, questa è una compilation. Cioè, sono gli esercizi. Vabbè, questo è magari. Daniele scrive che lui si riforniva da remix negli anni 90 per i vinili, magliette eccetera in via del Fiume, e da Goody Music compravo dei mixer e delle puntine. Esatto, allora ti consiglio che se fai ancora questo mestiere di riandare, purtroppo Remix, come ho già detto più volte, ha chiuso. Di Remix ho ancora la valigia. L'altra volta c'erano dei vinili nello stock prima, nello stock 1 di 4, con qui il centrino di Remix, cioè praticamente la scritta era Re spazio Mix con la corona sopra il Re. Pure io andavo spesso lì a comprare dei dischi, e c'ho la borsa originale di Remix. Questo è Schilo
Holding On. Non è che già ce l'aveva messo questo, no? No. Non ricordo. Schilo DFR, mi ricordo DFR, allora mi sono sbagliato, va Beh, bene. su tanti dischi può essere pure. Schilo, mi ricordo il DFR. Adesso non mi pare. Che dici di no? Questa. No, non mi pare. Vabbè, poi te li riguardi. Sì, anche perché li comincia a diventare un po' un macello. Andiamo avanti, Polydor, un'ottima etichetta. La Polydor, questa a quanto vedo è Si una è collegato adesso compilation. Fabio Vinilicaria. Eh? Si è collegato adesso Ciao Fabio, Caria. Stiamo sballando l'altro stock, il 2 di 4. Questa è una compilation della Polydor. Facciamo vedere. Questi sono i brani che sono lato A e lato B, anzi side 1 e side 2, visto che è americano. Watch American, side 1, side 2. Questa poi me la sentirò, le sentiremo tutti insieme quando io a settembre ho idea, ecco, vedete le compilation. Ah, qui tra l'altro c'è Radio Vision a Cagliari. Conosci Radio Vision? Radio Vision Balletto a Cagliari, inquadriamo il bollino questo viene da questa, diciamo, sarà una scuola di ballo. Caria rimedia dischi da tutte le parti e quindi io trovo delle etichette. Caria l'altra volta mi ha mandato... questo l'hai mandato per me? Così faccio gli esercizi a casa? 1982 questo addirittura. Cioè pure da Roma ti sono arrivati i dischi da remix, Fabio. Mamma mia. Questa è una white label che... Ah, beh, c'è scritto qualcosa, c'è scritto DJ Elias Original Mix, We Are The Future Remix, The Functure. Vabbè, è una white label comunque, Functure. Andiamo avanti. Ciao Mara. Ciao Mara. Noi ci divertiamo così, Questa è un'altra compilation datata 1400, no, 1300, volevo dire, non lo so. 4 quasi 1500. Sì, vabbè, è più o meno di quelle Glenn Miller. 5 anni fa, va bene. Sta, metti da sentire. Perché? Questa è tutta una compilation 1983, bella. Mettiamola tra la sentire, mettiamo qui. Stavo io sentivo, secondo me mi piace. Sentiamo. Disco più è soltanto la copertina, questo è un altro white label. Fabio, mi mandi tutta la lista di quello che c'era dentro queste white label? Dice te l'ho messe là apposta per far spazio, va bene. Tanto io ti assicuro che c'è roba buona, Poi... È roba buona. Sì. Guarda questa come si sono divertiti. Non lo so, questa è un'altra white label. Ha messo parecchie white label. O io confido in Shazam, Daniele scrive: sì, sto continuando anche solo per qualche festa privata, compleanni eccetera. Ora purtroppo solo musica digitale, utilizzo una Pioneer X. Allora, siamo di nuovo in diretta. Speriamo che si riconnettano tutti. Rieccomi, è successo qualcosa perché Facebook ora, ultimamente sta facendo un sacco di problemi. Comunque questo che avevamo visto era Listen GGS Your Love 2003. Vabbè, era un altro white label, ma... Allora, Peter Micioni? If You Wanna Dance, Driving on a Broadway, I'm a Man e Let's Disco Dance. Questo pure è del 1400. Vabbè. A me sapete piace parecchio la musica pure anni 80 e 70. E questo andiamo è un 16 giri questo. Scherzo. Ma perché non ci scrivete una data? Però questo può darsi pure che sta scritta dentro? No. È bianco. E Micioni. Vabbè, forse non la vedo io perché comunque poi Disco GS me lo dirà, se non me lo dice fa niente, lo troverò io, perché in base a SPK 00133 qualche cosa troverò. Comunque. Daniele, stavo leggendo il tuo commento, si è interrotto Facebook, tutto. Mi si è chiuso tutto, boom. Boom. Questa è un'altra white label, notare, white label, Disco più è scritto sulla plastica.
A proposito, mo su Amazon me ne compro un bel po' perché ho visto che ce n'hanno un sacco di queste copertine trasparenti, perché le voglio mettere tutte intorno ai miei dischi, ai miei vinili. Let Lit di Isabella, questo è francese, su disco già Philips. Giulio, e il problema è che schiavizza pure me. Già. Questo è del 1980. Serge Lama. Daniele, sono rimasta a metà nel leggerlo. Avevo letto che fai ancora Sì, fai ancora qualcosa, feste, eccetera, qualcosa matrimoni, DJ. qualcosa. Però- Soltanto musica digitale. La Pioneer, mi pare di aver capito che c'hai la Pioneer RX1. La Pioneer XDJ RX1 forse. Mi pare di aver letto sì, no, stavo leggendo Quella lì quello. è quella che utilizza, che si è comprato poco fa anche Bietto, il nostro Fabio Prata, se ci vedrà lo menziono, bravissimo DJ che fino a poco tempo fa mixava solo vinile. Da quando ha comprato la Pioneer XDJ R1 adesso fa tutte e due, è bravissimo sia con i vinili sia col digitale. Già la sera stessa che l'aveva comprata era bravissimo con quella console, lo stimo tantissimo, bravissima persona, l'ho conosciuta solo tramite Facebook. Tra l'altro mi piacerebbe conoscere tutti di persona, Gigi Rose, DJ Stress, Alessandro Berti, Fabio MJ, tutti quanti, tutti quelli del gruppo veramente, i pezzi da 90, Felix, Monforte, insomma tutti quanti, il vocalist Giuseppe, e quindi niente, spero un giorno di fare una reunion qui a Roma, ma magari se riesco a trovare un locale che ce l'affittano per una settimana, magari vediamo un po', ci organizziamo e facciamo una settimana dove suona ogni giorno un DJ diverso, magari sarebbe un sogno. Qui andiamo nel 2001, Love is Blue, Aloha, Paradise. Indovina chi è connesso? Chi è connesso? Salvatore Ciano. Uè, ciao Salvatore, come si va? Se facessi vedere una volta in pizzeria. Qui non ordinate via, ci ha né tu né trovato. Danilo. L'altra volta ho visto pure Danilo, mi ha fatto gli auguri. A proposito, io ringrazio le più di 500 persone che mi hanno fatto gli auguri per il mio compleanno sabato scorso 28 luglio. Siete stati più di 500. Io facevo fatica a starvi dietro, a ringraziarvi tutti. Chicco Secci Project, questo è diciamo fine anni 80, primi anni 90, vediamo se ci ho preso. Avrà? 1990, hai visto? Chicco Secci Project, Music That Makes Your Sweet, bello questo, remix, questo è un bel disco. Andiamo avanti che ne mancano un po' ancora. Allora, New York Trax Records, Split Decision, Runaway, Francesco della Nove deve scrivere gli auguri adesso. 1989, Francis DJ, ma Francis DJ già me l'hai fatti gli auguri, mica ti sarai scordato, A proposito, tu ce n'hai 800 di dischi, ma tanto so che li aumenterai poi tramite Fabio Vinilicaria, ma pure tramite mercatini, cose, cioè, se aumentano velocemente i dischi non è quello il problema. Sta aumentando pure troppo qua a casa nostra. Se Sì, ne volete vabbè, io qualcuno. non lo so se saranno 2000 davvero quelli che ho comprato in un anno, però effettivamente sono tanti. DJ Play, Song for Me, questo che era quella del radio DJ, Ciao Fra. Song for Me, Pomp Rap Mix, pure questa voglio mettere a quelle da ascoltare perché me la ricordo questa. Saluta Bibi Sean. Salve Bibi, grazie di essere con noi, grazie mille. Com'è col gesso? Vabbè, poi ci sentiamo. Però niente di Chi è col gesso? Bibi? Franca. Ah, Franca moglie di Ciano. Sì. Oh, mi dispiace. Vabbè, poi ci sentiamo in A private telefono. version. Allora, UBU, Featuring Johnel, Flying Records. Vabbè, pure questo è bello, un bel disco. 1991. Questo pure mi sembra di ricordarlo, perché io poi purtroppo la memoria. Chi è? Questo è Ozzo Disco Rosso. Disco Rosso. Questo come l'hanno messo? Disco Rosso, guarda come l'hanno scritto. Disco Rosso. Sì, hanno messo la R, la D, la selenetta della D che fa parte sia della D di qua per disco e sia della R di là per rosso. Carino, hanno fatto una bella cosa. Disco rosso. Io ho già disco blu, una cosa del genere.
E noi ci aggiungiamo pure disco rosso, pure questo mi sa che è di quell'epoca là. CI, vabbè. Tutti registrati dalla CI questi dischi, quindi non mi dovrebbero bloccare. Badala. UMM, Underground Music Movement, andava per la maggiore, la ragnatela dietro al disco. Di solito si metteva sempre una versione da questo lato perché era la migliore, in modo che si vedesse la ragnatela, il simbolo unico della UMM. Io ho pure una felpa con la ragnatela. Allora, Daniele scrive: sì, ho l'RDJ RX che non è la stessa di Bietto, che ho anch'io ho l'amicizia con lui, ottimo professionista, anche a me farebbe piacere, ma essendo anch'io di Roma, comunque magari avrei l'onore di partecipare. Aspetta che devo mettere lungo. L'onore di partecipare ad una serata, una giornata tutti insieme in sound a suonare. E chiede dove abbiamo la pizzeria a Roma. Se noi siamo a Morena. Noi siamo a Roma Sud, Salvatore, Morena. sì, siamo aperti stasera. Stasera siamo apertissimi, sì. E dalle 6 in poi tranne siamo a il via lunedì Casala siamo Costinelli sempre aperti. 137 137. perché 147 a Mare non c'entra niente. 137 a 133 abbiamo la saletta chiusa condizionata, e invece al 137 facciamo la pinza romana, non la classica pinza romana. pizza. Ovviamente, per chi mi prende sempre in giro che dice pinza, no, la pinza è per smontare le cose. La pinza romana, in due parole, è un mix di farine in cui l'impasto viene creato con la tecnica del freddo, ha una lunga lievitazione e un'altissima idratazione, quindi ha altissimo contenuto d'acqua ed è altissimamente digeribile, cioè è una pizza molto digeribile. Poi se volete magari più spiegazioni mi contattate in privato, vi scrivo tutto. Bibichon chiede se lui a te, tuo figlio di tutti collegati a tutta Roma. E Salvatore Ciano dice: io ho un po' di LP vecchi, potrebbero esserti utili. Magari se me li porti mi fai un piacerone, perché io li colleziono, sicuramente non verranno buttati, verranno solo puliti, restaurati e sentiti e presentati poi nelle dirette che faccio io e che farò io poi giù dalla Reni Caverna. Bravo Salvatore, così ci vediamo, mi racconti di Franca. Allora, questo è Jam Pack featuring B, Farewell My Summer Love. Tra l'altro Salvatore, a me piace anche musica napoletana tipo Peppino Di Capri, sono un fan di Peppino Di Capri, anche Nino D'Angelo, anche quello che vi pare. Io, come sapete, qua addirittura ci sto very shit, vabbè, vuol dire che può darsi che non sia molto bello questo disco. Direi di sì. Vabbè, può darsi, è una white label. Oppure il titolo della canzone, ma tanto si dentro, inventavano tutto, Don't Want a Short Dick Man, quindi voglio dire, non mi stupisco di niente. Andiamo avanti, qui invece c'è scritto Tizzant Hot and Wet, Believe It. Questo è del 96. Bella Francesca. Salvatore, sono andato alla sede già per 2 volte in pochissimo tempo della Comnet, Tieto Network, che si voglia chiamare, tutta abbandonata, tutti i vetri rotti. Che tristezza. Che tristezza, che io ci lavoravo. Oh! Fermi tutti, questo vale quasi tutto lo stock. GoldenEye, questo è Tina Turner, bellissimo questo disco, peccato che sta su una copertina di carta. Grazie Fabio. Adesso questo apprezzo anch'io. Questo apprezzo proprio, Tina Turner, GoldenEye. Io sono un fan di 007, ce l'ho tutti su DVD, là su Blu-ray, c'ho il cofanone quello grossissimo, tutto dorato. Salvatore scrive che c'ha Mina, Vanoni, Cocciante e altri big. Belli, porta che mi fa piacere. Riccardo Cocciante, un grande. Mina, ti consiglio di ascoltare, farò uscire domani il 1° agosto le Golden Memory speciale, un anno di Golden Memory. Ci saranno delle sorprese, quindi seguimi pure su Facebook che la pubblicherò anche lì sopra. Ci sarà una sorpresa. Anche io sono un fan di Mina, di Celentano, piace tantissimo per esempio a me Questione di Feeling, cantata da Cocciante e Mina insieme, una pietra miliare per me della musica. E Terranovio dice: io ho la XDJ RX, scusate ma io non so del campo, l'ho avuta per un mese e l'ho rivenduta perché non mi sono trovato. Strano, vabbè. Comunque grande Francis DJ, è bravissimo, a parte che pure quando non si ricorda un disco che dice ce l'ha o non ce l'ha l'uscita, poi lui riesce a far cambio fatto bene lo stesso, pure se non se lo ricorda il disco riesce a
a fare il miracolo e a fare un cambio fatto bene. Io quella è una cosa che mi manca, infatti ho tutte altre idee da fare a settembre, perché purtroppo quella è una cosa che ci nasci. E infatti non siete tantissimi, perché se voi vi ritenete tantissimi in 25 in Italia che riuscite a farsi cambi a tempo, perché Ciao. poi c'è un sacco di dirette e non tutti ci riescono, è una cosa difficilissima. 25 in Italia su 60 milioni, siete pochissimi, siete bravissimi. È stato un caso pure grazie a Pintus Moreno, al Vinyl Contest, DJ Vinyl Contest, non lo so, però vi siete ritrovati tutti quanti bravissimi. Alessandro Berti, Bietto, siete tutti, ripeto, anche il Pirata, quindi il pifferaio magico Francis, siete tutti bravissimi a fare i cambi, a ricordarvi questa musica anni 90. Tra l'altro c'è pure, che è bravissimo, un BDJ con la sua musica anni 80 bellissima. Mettiamo via questo TOF extra, un BDJ è bravissimo pure lui, bellissima musica anni 80. Gigi Rose, bravissimo Gigi Rose, veramente. Tra l'altro Gigi Rose andrà a vedere Cristina D'Avena. Io purtroppo non l'ho potuta seguire, eppure a Roma viene in tutti i centri commerciali gratis dappertutto, solo che purtroppo un po' il lavoro, un po' la figlia, la famiglia, tante cose, non sono riuscito ad andarla a vedere. Mi sarebbe piaciuto anche a me farmi firmare i duets. Mi fa piacere che Gigi Rose e anche Felix, ho visto che sotto piacciono un sacco le sigle dei cartoni animati, perché spesso mi viene detto ah no, i cartoni animati e invece no, i cartoni animati ci piacciono ancora, sono il top. Magari non fare una serata completamente dei cartoni animati, però fare per esempio come fa Gigi Rose, che ogni tanto ne mette, inizia la serata con una sigla, una sola, per iniziare la serata, per introdurre una serata, secondo me è il top. Poi che sia una sigla di un cartone animato, la sigla di un telefilm o quantomeno una colonna sonora di un film, per esempio può essere GoldenEye, per iniziare una serata, qualsiasi serata, anche anni 2000 eccetera, secondo me fa sempre bene. Tra l'altro io ho sentito pure il Tomorrowland, Me l'ho ancora fatto vedere quello. e hanno messo pure della musica anni 90, e tra l'altro c'erano degli spezzoni dentro a dei remix 2018 e delle cose che facevano che ricordavano pure dei cartoni animati, gli Oliver Onions. Se seguivate bene il Tomorrowland le capiovate queste cose. E questo è Robby Aniseto DJ e Arbia Project Skin 1938. Vabbè, questo. Io oggi mi sono più dedicato a parlare, ma questo Riddle era de Riddle era de Gigi D'Agostino, ma questo non penso sia È in vogue, sì. En Vogue Riddle, Vogue Riddle. però non c'entra niente con Gigi D'Agostino o The Riddle. Tra l'altro io Gigi D'Agostino ho preso, questo è del 2000. Tra l'altro ho letto tanto un po', dimmi. Francesco Terranova scrive: grazie Renato, ma non è proprio così, non esagerare. Daniele Lorenzi